11,8% Nichi Vendola, 9,85% Laura Puppato, l'unica candidata veneta, percentuali ottenute al primo turno delle primarie del centro-sinistra e che potrebbero fare la differenza domenica prossima al ballottaggio. Per questo sono già iniziati i corteggiamenti di Bersani e Renzi per avere i voti dei due candidati, ora ago della bilancia in regione. La Puppato vuole rifletterci, Vendola lo fa sapere per bocca di un amministratore padovano, suo sostenitore. Non anticipiamo nulla e non abbiamo assolutamente certezza, ci riuniremo, come si deve fare si deciderà insieme. Prima di orientare i propri elettori a votare o Renzi o Bersani, vuole sentire chiaramente quali sono i programmi e le intenzioni di questi due candidati. A Bersani ha chiesto di dire cose chiaramente di sinistra sul tema dei diritti, del lavoro e soprattutto dei giovani. Di certo c'è un risultato notevole ottenuto da entrambi, con pochi mezzi e poco tempo a disposizione. La Puppato ha fatto il pieno a Treviso, Vendola è soddisfatto dei risultati nelle periferie. Allora, noi andiamo avanti con la nostra anomalia, nel senso che diciamo c'è stato un voto importante in Veneto, importante anche in altre regioni. Diciamo che questi voti hanno un valore importante per il progetto politico che vi sottende. Chi nell'ambito dei due candidati riuscirà a garantire la maggiore, possibilità di poter vedere quel progetto politico effettivamente realizzato sarà quello che godrà della nostra fiducia. Sentirà Vendola in questi giorni? Sì, lo sentirò e lo vedrò anche nei prossimi giorni. Con le pochissime risorse in campo, anche con una sorta di manipolazione televisiva che ha dall'inizio e mediatica, che ha dall'inizio spostato il tema delle primarie ad un confronto a due tra Bersani e Renzi, è riuscito a fare un miracolo. Quanto all'ex sindaco di Montebelluna, nessuna velleità di entrare in Parlamento con le politiche del 2013. Avessi voluto questo, io sarei dovuta rimanere seduta in prima fila, fare un sorriso e l'avrei ottenuta. Quindi non è quello il problema è che dobbiamo cambiare modo di fare politica.